È sapore d'antico con lo sguardo al futuro di Rara Pianta, omaggio della città di Bassano ad Alberto Parolini, ospitata nella sua 11ª edizione sabato 1 e domenica 2 aprile nell'antico giardino nato da un'idea del grande botanico nel 1805. È dal progetto di recupero del Giardino Parolini, che prende vita nel 2011, l'esclusiva mostra mercato di piante e fiori realizzata in collaborazione con il Rotary Club Bassano Castelli. 50 gli espositori selezionati, 15.000 visitatori nel 2022, con l'edizione di quest'anno che si apre a un pullulare di iniziative. Si torna al XIX secolo la domenica mattina con lo scambio di semi e piante, come racconta il curatore Giuseppe Busnardo. Parolini costruì il suo giardino in parte con gli acquisti, in parte con gli scambi. La domenica ci saranno appassionati da tutto il Veneto che porteranno piante del proprio giardino scambiandole con altri appassionati come fanno i filatelici o i numismatici. A patrocinare la manifestazione il Comune di Bassano e l'Orto Botanico di Padova, che anche per l'edizione 2023 farà una donazione al Giardino Parolini. Ci rende veramente felici ed è una patente di qualità che ci assegna l'orto. Ogni anno regala il Giardino delle Piante, quest'anno porterà una collezione di iris per noi. Molte le novità dell'11ª edizione. Per gli appassionati 2 novità, 2 vivai di collezionisti specializzati, uno per le feci da Bologna e uno per le querce del Friuli. Un'altra novità importante è che un'area della serra ospiterà una raccolta di novità e di rarità da collezione proposte da alcuni espositori vivaisti e da alcuni appassionati.